Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero di Obiettivo Sport, per il basket analizzeremo il trionfo di Caorle con la capolista Oderzo. La pallacanestro Portogruaro è pronta alle sfide di full promozione. Nel campionato di promozione la Fossaltese vince con Fiume e si gioca i play-off ad Azzano. Nel volley Portogruaro sempre più in alto. Il Nordic Walking Portogruaro apre anche il settore agonistico. Infine parleremo di sport a scuola. Siamo stati al Cinto Cao Maggiore per la 3 giorni didattica tutta dedicata allo sport. In Serie C Gold, senza Markovic costretto a rientrare in Bosnia per motivi familiari, Caorle conquista ancora una volta sul neutro di Annone Veneto 2 punti pesanti contro la capolista Oderzo. Giocando con un solo lungo di ruolo, i gialloblu hanno dovuto fare di necessità virtù, scavando il solco vincente, soprattutto con una precisione estrema dalla grande distanza, dove si è registrata una percentuale del 50%. Ferraboschi per la prima volta ha schierato nel quintetto titolare Fantinato e Moluzzi, i quali non hanno deluso le attese. Oderzo inizia forte portandosi su 5-14 a 5 primi e 0-2 dalla prima sirena. Di Vario che Caorle riduce subito grazie ad una tripla di Zorzi, trovando la parità nel secondo quarto con un canestro di Rubin sul 28-28 a 5 minuti e 27 secondi dall'intervallo lungo. A rientro la capolista cerca un nuovo strappo, 2 liberi di Varuzza fanno segnare il 40-45 e ricucito subito da Caorle. Sebbene senza lunghi dopo il quarto fallo di Kresnar, si prosegue punto a punto sino al rientro dello sloveno nell'ultimo parziale, decisivo nello scardinare la difesa opitergina.
Una tripla di Dallovic fa mettere la freccia ad un Caorle che crea il break vincente, al quale Odarzo non riesce a rispondere. In classifica adesso la capolista è stata agganciata da Jesolo, andata a vincere sul parquet di Due Ville. Dietro tengono il passo Jadran e Arzignano, seguite da Caorle, in una lotta per i playoff che continua ad essere interessante e affatto scontata. Sì, sicuramente abbiamo ottenuto negli ultimi due match due grandi vittorie per noi fondamentali, che forse poche persone si aspettavano in un momento difficile come questo, ma diciamo che siamo sempre stati lì con la testa, concentrati sul nostro lavoro, sul nostro obiettivo, e ogni settimana diamo il massimo per finire al meglio il girone di andata. Con Odarzo praticamente avete giocato solamente con un lungo, mancava Marković. Znali smo da će biti teška utakmica zato što smo igrali protiv prve ekipe na tabeli i još nam je falio Miljan, tako da je morao dati svoj maksimum. Sì, sicuramente sapevamo che sarebbe stata forse la partita più difficile in questo periodo, soprattutto perché sapevamo che Marković non avrebbe giocato e quindi lui era l'unico lungo a disposizione, però diciamo che il resto dei componenti della squadra hanno cercato di dare il massimo per riempire l'assenza di Marković. Sono 2 punti di grande importanza nella lotta per la qualificazione ai playoff. Ti si jedini igrač što je tu bio prošle sezone, kao koliko ti je bitno da I ove godine stigneš u play-off? Pa naravno da mi je bitno, ja uvijek hoću da pobjedim, tako da mislim ekipa je dobra, sve zavisi od nas šta ćemo napraviti. Sì, dice che sicuramente l'unica cosa che conta è vincere, quindi giochiamo per vincere, per arrivare ai playoff, per raggiungere i nostri obiettivi, e una volta raggiunto l'obiettivo palla al centro e si rinizia una battaglia, diciamo. Domenica c'è una partita sulla carta facile, arriva la Cenerentola, l'ultima in classifica, e ci sarà solo in sostanza da tenere alta la concentrazione. Sì, sicuramente domenica arriva l'ultima squadra in classifica, ma non bisogna sottovalutare nessuna squadra, perché ci sono state giornate in questo campionato che hanno dimostrato che anche l'ultima in classifica può vincere contro le prime. Perciò niente, speriamo di tenere alta la concentrazione come abbiamo fatto nelle ultime 2 partite, e credo che riusciremo a vincere anche questa. E per concludere gli facciamo dire 2 parole ai tifosi in italiano. Forza Caorle! E in Serie D fa festa anche il Portogruaro, e questo nonostante la sconfitta subita nell'ultima giornata della stagione regolare sul campo di Casarsa. I playoff erano già in cassaforte, ragion per cui per i Granata come per i pordenonesi i 2 punti avevano valore solamente per la classifica d'ingresso nella pool promozione. In pool promozione sbarcano anche Aviano, Cusignacco e Geatti, assieme alle 6 del girone Mocchiutti, che sono Sokol, Cervignano, Dinamo Gorizia, Custrieste, San Vito Pallacanestro e Pallacanestro Monfalcone. Grande chance per la Coop Casarsa, che vincendo contro Portogruaro inizierebbe la pool promozione in testa alla classifica. Parte meglio però la squadra ospite, ottima circolazione di palle, tripla per Piasentin, primo quarto molto equilibrato, canestro e fallo di Franzin, ma sarà un vero botta e risposta tra le 2 squadre. Ancora Piasentin si gira, trova il tabellone, trova soprattutto il canestro, tripla per Cristofoli, seguito da un ottimo movimento nel pitturato di Pippo D'Angelo, ma Piasentin è davvero scatenato qui, finge il consegnato, va fino in fondo ad appoggiare il sottomano con la mano sinistra. Fantuzza porta avanti Portogruaro con la tripla, ma il primo quarto si chiude in perfetta parità con il classico jumper di
Pignaton, 20 pari il punteggio con Casarsa che troverà l'allungo nel secondo quarto, tripla per Malfante, tripla anche per Bondelli, scatenato il numero 6, troverà 7 punti nel solo secondo parziale. Qui vedete un grande canestro su assist di Rizzi con Casarsa che allunga nel punteggio, trova un break di 10-0, prova allora a rientrare Portogruaro con la tripla di Labelli e con questa bella penetrazione di Tamassia, ma il primo tempo si chiude con questo bel canestro di Prenassi proprio sulla sirena con Casarsa che va negli spogliatoi sul 44-35. Nel terzo parziale invece la partita si imbruttisce, prova Portogruaro a rientrare con un'altra bomba di Piasentin, Prenassi con il palleggio arresto e tiro, ma Portogruaro rosicchierà ancora qualche punto con la tripla di Nosella, punteggio a fine terzo quarto 51-45 in favore del Casarsa che proverà a trovare il break decisivo nell'ultimo periodo, trascinata da Pignaton e dalle scorribande di Cristofoli. Qui il numero 13 contro tutta la difesa del Portogruaro, canestro difficilissimo per lui, partita praticamente in cassaforte con la squadra di coach De Stefano che si addormenta un po' nel finale, concede spazio alla rimonta di Portogruaro trascinata da un super Tamassia. Qui la tripla del numero 15 che proprio sulla sirena troverà il canestro del -3, ma Casarsa vince il match con il punteggio di 70-67, 11 punti per Cristofoli, 19 per Tamassia. Sì, è stata dura, nel senso che nelle ultime 2 settimane si è rimesso un po' tutto in gioco. Eravamo legati a dei risultati che sono stati positivi per noi, per cui siamo andati a Casarsa con la qualificazione già in tasca. Ci serviva vincere a Casarsa per passare alla fase successiva con 6 punti, per cui siamo andati all'arma bianca, abbiamo perso di 3 punti, una partita agonisticamente combattuta. Devo dire un buon viatico per i playoff, perché abbiamo giocato alla pari con la squadra che poi si è qualificata prima anche di Sacile. Adesso ci aspettano queste 12 partite di playoff. Partiamo dal fondo della classifica, abbiamo 4 punti, il quinto posto è a 12. Noi non smettiamo di crederci finché la matematica non ci condanna. E quindi si comincia subito domenica e la prima sarà con il Cervignano. Sì. Si va a sprombattuto perché poi ci sono altre 12 partite, come ho detto, chi farà le Final Four per accedere alla C2 giocherà a giugno, per cui i tempi sono strettissimi. Arriva Cervignano che è proprio la quinta a 12 punti, per cui la partita di domenica diventa già fondamentale per noi. È una squadra molto simile a noi, giovane, perimetrale e aggressiva. L'allenatore lo conosco per averlo incrociato negli anni passati, e veramente siamo due squadre abbastanza speculari. Sicuramente sarà una bella partita perché loro hanno avuto un attimo di flessione, però erano partiti per fare un campionato di vertice e si ritrovano a 12 punti. Noi, come ho detto prima, partiamo da 4 e quindi ogni partita per noi da qua alla fine sarà una finale. Il campionato di promozione invece è ad un turno dal termine della stagione regolare, un'ultima giornata che dovrà completare la griglia dei playoff. Sicuri di partecipare sono San Vito e Spili Basket, che venerdì si affronteranno in uno scontro diretto che definirà la prima del girone. Decisiva ai fini della qualificazione la partita tra Lazzanese e una pallacanestro fossaltese che, in una sorta di dentro o fuori, ha escluso dai giochi il Fiume Veneto, costringendolo ad un drammatico spareggio con il BDO per evitare di finire nei play-out. Decisione compiuta, era questo con il Fiume praticamente un vero e proprio dentro e fuori. Ve la giocherete a questo punto nella prossima giornata ad Azzano Decimo? Sì, era dentro o fuori qua, intanto con questa partita qui, però bisogna vedere appunto cosa fa
Azzano questa sera, e di cui sicuramente vincerà da quello che si pensa, però bisogna vedere, insomma, niente, vediamo la prossima ad Azzano cosa succede, e anche lì sarà un'altra finale, diciamo. Ecco, questa sera una vittoria sofferta, ma del resto insomma era anche facile immaginarlo. Sofferta no, facile immaginarlo no, sofferta sì, perché sapevamo che venivano qua con tutta la voglia, la grinta e la cattiveria buona sportiva per poter portare a casa la partita. Siamo riusciti a tenere la testa al posto giusto, abbiamo fatto le nostre cose nei momenti giusti e alla fine l'abbiamo spuntata, insomma. Beh, insomma, sarebbe un peccato non riuscire in questo intento di poter accedere ai playoff. Sì, sarebbe veramente un peccato, visto come stiamo lavorando in quest'ultimo periodo, come stiamo affrontando le partite, e poi è anche brutto finire a marzo. È bello andare avanti anche un po' col caldo, no? Se no non siamo abituati a queste cose qua, insomma. In Serie B femminile niente da fare per Concordia. Davanti alle triestine dell'Oma, che al Palavalerio hanno centrato il 7° successo nelle ultime 8 gare, le biancorosse sono scese in campo determinate. Giocando forse i migliori 2 primi quarti del campionato, sfruttando al meglio gli 1 contro 1, sono riusciti a scappare avanti di più 10 sul 31-21. L'Oma a questo punto è passata alla difesa a zona e Concordia non ci ha capito più niente, subendo la quasi tradizionale imbarcata del terzo quarto che ha portato avanti le giuliane. Concordia è ritornata in partita nell'ultimo parziale quando è riuscita a ridurre il gap a -7, ma le bombe da 3 e la percentuale chirurgica dalla lunetta delle avversarie hanno messo definitivamente al tappeto il quintetto di coach bianchi, che resta ancorato in ultima posizione ma ancora agganciato ai play-out. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il
Il fine settimana della Serie B maschile, oltre ad aver confermato gli equilibri di forza al vertice con le vittorie di Prata, Bolzano e Motta, ha regalato il ritorno al successo del Bibbione Mare. 3-0 al Barbazza, al cospetto dei trentini dell'Arcoriva, partita sostanzialmente mai in discussione nonostante il coach Baldissin sia stato costretto a schierare una formazione rivoluzionata per le assenze di Puman, Gasparini e Mattiuzzo. Salvezza che resta difficile ma non impossibile. Adesso i sandonatesi hanno agganciato all'ultimo posto la Luna Volley, sconfitta a domicilio dal Cordenons, mettendo così nel mirino Bassano, che in classifica li precede a distanza solamente di 3 lunghezze. In Serie C invece continua la marcia della pallavolo Portogruaro, che lontano dal Palalovise non sta sbagliando più una partita. A Bussolengo i ragazzi di coach Pilotti si sono imposti al tie break, agganciando al terzo posto la Stravolley, gli avversari del prossimo turno, che i portoguaresi affronteranno sul campo avverso in una sorta di spareggio playoff. Ormai siamo quarti, quindi speriamo bene di proseguire così bene la stagione e di riuscire anche a portarci più in alto in classifica. Il quarto posto ci sta un po' stretto, però va bene così, per come è andato metà anno va bene così per adesso. Siamo a più 5 mi sembra da quella sotto, più 4 da quella sotto, quindi siamo abbastanza sicuri del nostro piazzamento, quindi bene per i playoff, però dobbiamo puntare più in alto sicuramente. E sabato arriva proprio lo scontro diretto contro la Stravolley, che sabato scorso avete agganciato vincendo a Bussolengo. Sì, sarà una partita tosta perché sono una gran bella squadra, hanno delle individualità molto forti. Speriamo di riuscire a fare bene come stiamo facendo, e infatti ci stiamo impegnando molto in palestra per riuscire ad ottenere determinati risultati. Sarà una partita dura, soprattutto perché giochiamo fuori casa. Comunque possiamo dire di riuscire a fare qualcosa di discreto anche lì, speriamo dai. Speriamo. Sì, all'andata vi hanno dato un grosso dispiacere, però adesso voi non siete più quelli dell'andata. No, per niente. Siamo cambiati come squadra, in più è ritornata gente che a metà anno, quando abbiamo trovato all'Astra, mancava, infatti eravamo senza l'opposto titolare e senza anche una banda, che sono giocatori che fanno differenza, quindi questa volta abbiamo delle armi in più che ci aiuteranno sicuramente. In D femminile è sempre più crisi per il San Stino, in vantaggio per 2-1 le liventine non sono riuscite a chiudere il match sul campo del CUS Venezia, facendosi trascinare al tie break dove hanno ceduto 15-13, in tal modo restando sempre nel pieno di una zona play-out dalla quale non riescono più ad emergere. Continua a averle spiegato invece la marcia delle ragazze del Portogruaro, che questa volta si sono imposte con la terza della classe, il Treviso Volley School, mettendo così definitivamente in cassaforte la salvezza. Concordia invece in prima divisione femminile ha letteralmente gettato al vento tutto quanto di buono era riuscita a fare nel turno precedente, nello scontro diretto con il Volley Clodia. A Ceggia si sono fatte sconfiggere per 3-1, mettendo in mostra ancora una volta di non saper gestire mentalmente le grandi vittorie, permettendo così alle clodiensi di riprendersi la seconda posizione alla vigilia dello scontro diretto di ritorno che affronteranno la formazione favorita. E questa sera parliamo di Nordic Walking, siamo con Gilda Panigutto, istruttrice del Nordic Walking Portogruaro. Fino adesso Nordic Walking a Portogruaro significava praticarlo dal punto di vista del benessere. Adesso invece diciamo che si sta iniziando proprio a praticarlo a scopo agonistico. Sì, è vero, noi siamo partiti appunto 1 anno e mezzo fa interpretandolo come un'attività ludico-motoria e soprattutto per lo scopo del benessere. In questi ultimi corsi invece abbiamo avuto la possibilità di avere degli allievi che erano interessati anche alla parte agonistica, quindi alla parte diciamo molto tecnica e anche sportiva di questo tipo di attività, in cui appunto sono già da anni che ci sono delle società in giro per l'Italia che fanno gare e di cui abbiamo avuto modo di partecipare anche noi già con dei buoni piazzamenti. Un universo che sicuramente sta crescendo notevolmente anche nel Veneto orientale.
Sì, sta crescendo notevolmente e soprattutto nella parte diciamo montagna, perché appunto come l'attività stessa dice Nordic Walking, che è nato appunto come disciplina di sci estivo, diciamo per allenamento di sci estivo, però adesso appunto le gare stanno prendendo piede e vediamo che abbiamo conosciuto diverse realtà proprio qui anche delle nostre zone, tipo la zona di San Donà, di Lignano, in cui partecipano sistematicamente a questo tipo di attività proprio puramente agonistica. Cosa ti ha spinto così a scegliere di praticare il Nordic Walking dal punto di vista agonistico? Ho cominciato così per scherzo, tanto per mantenermi in forma e poi da atleta come sono sempre stato ho pensato di fare qualcosa di più, insomma, di fare qualche gara con l'aiuto del maestro Dotta e dell'istruttrice della Gilda. Ho appunto fatto queste prime 3 gare, la prima giusto intanto per capire a che livello fossero gli avversari, la seconda ho partecipato convinto piazzandomi al primo posto e la terza che purtroppo era molto tecnica, molto selettiva perché c'erano dei giudici lungo il percorso, sono arrivato 10° al traguardo, però purtroppo con una squalifica perché a livello tecnico insomma, presentavo qualche difetto. Hai parlato appunto di cose tecniche e allora dal punto di vista tecnico i giudici cosa guardano in particolare? Guardano praticamente la spinta, come ci si muove e il fatto che proprio il movimento sia perfetto. Quando dico perfetto è dir poco, perché per poche cose, per un movimento non corretto ti squalificano. Questo vale per il passo, per il movimento delle braccia, per la postura proprio delle spalle, del busto e tante altre cose, insomma, che ti costringono proprio a crescere giorno dopo giorno, insomma. Ci deve essere una tecnica ben precisa, con dei movimenti di coordinazione ben precisi e se noi non facciamo questo tipo di movimenti che ci portano innanzitutto al benessere prima di tutto per chi vuole fare a livello ludico-motorio, ma poi appunto come diceva Vanni, quando noi andiamo a fare le gare questi movimenti devono essere perfetti, con una certa coordinazione in cui i giudici appunto ci tengono moltissimo e quindi non è scontato saper camminare. Purtroppo bisogna anche imparare. E l'ultimo nostro servizio ci porta a parlare di sport e scuola. Gli istituti veneti hanno messo al centro del programma didattico della scorsa settimana l'attività sportiva. Le nostre telecamere sono state a Cinto Cao Maggiore, dove il professor Maurizio Moretto ha organizzato in Palasport, a chiusura di una 3 giorni tutta dedicata allo sport, un mini indoor di atletica leggera. Allora abbiamo fatto 3 giorni di sport perché avevamo da programmare per la settimana dello sport prevista dalla Regione Veneto delle attività sportive. Il giovedì abbiamo fatto un torneo di volley 3 contro 3, mini volley, assieme con la società Vola Volley di Cinto. Il secondo giorno, venerdì, abbiamo fatto pallacanestro 3 contro 3 e durante queste esibizioni di basket abbiamo avuto anche un'esibizione di macumba, nei quali i ragazzi sono presentati tutti in pista, maschietti e femminucce insieme, hanno fatto mezz'ora di fuoco. Oggi, il giorno sabato, abbiamo fatto il meeting di atletica indoor, è stato un esperimento che ho palesemente copiato, scoppiazzato dal meeting che ho visto a Portogruaro qualche mese fa e mi è piaciuto tantissimo, l'ho proposto ai miei allievi. Abbiamo fatto una prova di velocità all'interno della palestra, del palazzetto, e abbiamo fatto un lancio della palla medica e un salto in alto, 3 specialità così per provare. I ragazzi sono divertiti tantissimo, tutti volevano partecipare e sono rimasto colpito dall'entusiasmo, colpito anche dalla preparazione, dalla disponibilità degli amici dell'Atletica San Vitese. Certamente abbiamo iniziato, è stato il primo tentativo, si può migliorare sicuramente come organizzazione. I miei colleghi di scuola dell'Istituto Comprensivo Nievo di Cinto mi hanno dato una grossissima mano nell'organizzare il tutto e concluderemo con il dibattito
che seguirà con l'obiettivo di far partecipare i ragazzi a questa discussione sullo sport ai massimi livelli. Abbiamo invitato infatti alcuni esponenti di alcuni sport che si presenteranno qui per il dibattito per cercare di far capire a loro che studio e sport è possibile. È un messaggio che lancio ovviamente a tutti i genitori. Studio e sport devono andare insieme, è un binomio assolutamente imprescindibile. Ecco, studio e sport, la scuola in questo senso può fare qualcosa di più? La scuola deve e può fare qualcosa di più, nel senso che gli insegnanti devono, sia di educazione fisica ovviamente nel nostro caso, che gli insegnanti delle altre materie devono capire che la crescita, soprattutto fino ai 13-14 anni del ragazzo, del bambino che poi diventa ragazzo, è una crescita che deve essere a 360 gradi, sia dal punto di vista fisico, psichico, intellettivo, chiaramente cognitivo. E lo sport è importante perché se fatto in strutture idonee con persone preparate in maniera adeguata aiuta molto il ragazzino nella crescita intellettuale che poi naturalmente si può riversare, i cui risultati si riversano anche nella scuola in senso stretto, nei risultati scolastici, però è fondamentale nella crescita della persona.